sentiremo adesso Giovanna Nepi-Chiré, sovrintendente emerita, come si diceva una volta, delle gallerie, parlerà su titolo Alcune osservazioni sui lavori di Tintoretto per le procuratie. Confesso di essere molto gespannt. Verso la metà del secolo, o immediatamente prima, Tintoretto aveva già eseguito importanti lavori per vari committenti e entro l'aprile del 48 aveva terminato il Miracolo dello Schiavo per la sala capitolare della Scuola Grande di San Marco, che aveva raccolto il plauso di Pietro Retino e inaugurato un rivoluzionario lessico figurativo, quando inizia a ricevere le prime commissioni da parte dei procuratori di San Marco per la loro sede. Come è noto, i procuratori rappresentavano la più alta carica governativa, ottenuta per meriti speciali resi allo Stato dopo quella del Doge. Nel tempo erano stati organizzati in 3 uffici distinti, procuratori de Supra per la Basilica Marciana ed edifici della piazza e procuratori de Citra e de Ultra, a secondo che la loro giurisdizione si estendesse ai sestieri al di qua o al di là del Canal Grande. Le procuratie vecchie, sede dei loro uffici e dei loro appartamenti, erano state costruite intorno al 1514. Il 19 gennaio 1580, una deliberazione del Maggior Consiglio, deprecando la loro vecchiezza, stabilisce di riedificarle. Il 10 aprile 1582 si balotta il modello ed esce vincente quello di Vincenzo Scamozzi, che moltiplicando il modulo sansoviniano della libreria realizza il prospetto delle procuratie nuove. Era consuetudine, come per tutte le sedi dello Stato, che anche gli uffici dei procuratori venissero adornati, soprattutto negli ambienti di rappresentanza, i cosiddetti ridotti, con dipinti di soggetto religioso, ritratti dei dogi che erano stati procuratori e ritratti dei procuratori stessi. Tintoretto aveva già dato prova della sua abilità, della sua vocazione ritrattistica nelle grandi composizioni e anche in numerosi ritratti singoli. Tra questi il ritratto del procuratore Niccolò Priuli, collocabile tra il 1545, data della sua elezione a procuratore de Ultra, e il 1549, anno della morte. Nato nel 1477, egli si distinse nelle guerre col Duca di Milano e fece parte del Consiglio dei 10. La commissione di quest'opera non compare nei documenti che iniziano nel 1550, studiati nel 1911 da Detlef von Adel, rivisti da Paola Rossi, aggiornati da Linda Borean e ripubblicati in questa occasione con la puntualissima revisione di Alessandra Schiavon per la parte che ci interessa. Secondo questa studiosa, è probabile che l'impegno dell'artista per i procuratori fosse precedente al 1550 e che alcuni quaderni di cassa siano andati perduti. E lo confermerebbe la presenza di questo ritratto. Infatti, proprio la capacità di interpretare la vecchiaia dovette colpire i magistrati, i quali lo scelsero per ritrarre la loro classe, che per il suo stesso cursus honorum era spesso anziana. Non a caso, infatti, Tintoretto è stato chiamato anche il pittore della gerontocrazia veneziana. Dicevo che la commissione di questo ritratto non è documentata, ma che esso provenga dalla procuratia lo dimostrano le sue stesse vicende. Fu infatti recuperato dai depositi demaniali, quindi proveniente da un ente soppresso, per arredare la sala dei 500 alla Cadoro, dopo la donazione da parte del barone Franchetti dell'edificio e delle sue raccolte allo Stato. E del resto anche lo Stringa nel 1604 lo ricorda proprio nelle procuratie. In questa prima opera viene già proposto il linguaggio figurativo che informerà la maggior parte dei ritratti dei procuratori, economia cromatica e compositiva, assenza di qualsiasi attributo allusivo a ricchezza, cultura, prestigio. Tintoretto lavorerà per i procuratori fino a luglio del 1591, realizzando alcune composizioni religiose, ma soprattutto ritratti, riadattando quelli già compiuti alle esigenze della nuova fabbrica, restaurando quelli deteriorati suoi e di altri, facendo sospirare le consegne, anche dopo aver ricevuto sostanziosi acconti. Dal 26 febbraio 1551, quindi More Veneto 50, fino a luglio 1554,
sono annotati una serie di pagamenti al pittore, in tutto circa 76 ducati, per alcuni dipinti destinati alle procuratie e per il restauro di un ritratto di procuratore, quest'ultimo pagato ben 5 ducati d'oro. Dovrebbe risalire a questi anni, o immediatamente dopo, il ritratto del procuratore Soranzo, Jacopo Soranzo il Vecchio, della casa di San Polo, che proviene dalla procuratia del Supra, dove lo citano il Sansovino, il Manfredi e lo Stringa, mentre il Boschini per primo lo ricorda come opera di Tintoretto. Era originariamente a forma di lunetta, con un'altra figura accanto. Lo vedete sulla destra. Quando fu trasferito dalle vecchie alle nuove procuratie, venne ridotto in forma rettangolare, una tipologia evidentemente più consona ai nuovi e moderni ambienti. Fu restaurato più volte nel corso dell'Ottocento. Nel 1956 Mauro Pelliccioli intervenne nuovamente, liberando il volto e le mani dalle dipinture. Tuttavia, proseguendo troppo con la politura, scoprì lo scorcio di un palazzo, probabilmente le procuratie stesse, e la spalla della figura che era accanto, di un secondo personaggio, che sicuramente erano state velate da Tintoretto stesso, quando nel 1590 ebbe l'incarico di restaurare molti dipinti delle procuratie e di ridurli da lunette in rettangolari. Dunque Tintoretto l'aveva ridipinto non solo per celare le parti rimaste incomplete, mai avrebbe lasciato scoperta una spalla frammentaria, ma anche per omologarlo alle altre immagini simili, che erano ormai diventate i ritratti ufficiali del procuratore, e lo svelamento del Pelliccioli fu quindi una grossolana mistificazione, un errore. La tela si data immediatamente dopo a quella del Castello Sforzesco di Milano, nella quale il procuratore appare sempre ottuagenario, ripreso stavolta per una destinazione privata. Rispetto a questo dipinto, il ritratto veneziano è sembrato la critica di qualità inferiore, ma si tratta comunque di un capolavoro che va letto tenendo conto delle manomissioni subite. I Soranzo furono importanti committenti dell'artista, per loro dipingerà anche, tra altri, il raffinato ritratto di Lorenzo, nipote di Giacomo, che si trova al Kunsthistorisches Museum di Vienna ed è un capolavoro della sua ritrattistica. Intanto, il 18 ottobre del 1552 riceve un altro incarico privato a riprova del successo ottenuto presso questo magistrati da parte di Giulio Contarini, nominato procuratore nel 1537, per le portelle d'organo con 4 evangelisti nella chiesa di Santa Maria del Giglio. Dice espressamente il contratto: per far l'organo e aggiustarlo. La capacità di aggiustare di Tintoretto è stata scarsamente sottolineata, ma doveva essere ben nota se il 14 luglio 1554 veniva compensato con 5 ducati d'oro per conzar un ritratto dei procuratori, cifra che appare senz'altro cospicua per un restauro, se pensiamo infatti che nel 1580 il Maggior Consiglio stabiliva che il prezzo massimo per un ritratto di procuratore fosse di 15 ducati e per un ritratto di doge 25. Negli anni 70, e precisamente il 23 novembre 1574, riceverà ben 60 ducati per avere con sé i 4 mappamondi che sono in sala di Sua Serenità, cito, con colori e oro masenato, i quali erano tutti nominati a ducate 15 l'uno, che è ancora una cifra di tutto rispetto. Si potrà obiettare che Tintoretto accettava qualsiasi lavoro. Per la scuola di San Marco arriverà a dipingere delle lampade persino, ma è indubbio che doveva possedere una notevole capacità in questo campo che gli veniva giustamente riconosciuta. Il 23 dicembre 1560, secondo un documento pubblicato da Lorenzi, scusatemi non ho voce oggi, viene pagato 25 ducati per il ritratto del doge Gerolamo Priuli.
che dogò dal 1559 al 1567. Già nella Procuratia de Ultra, originariamente a forma di lunetta, fu reso rettangolare questa volta a Vienna per motivi museografici, dove fu inviato nel 1838. È opera della bottega, ma la migliore delle varie repliche di Detroit e Malibu. Altro ritratto dogale oggi alle gallerie è quello del doge Vige Mocenigo, che il Boschini ricorda sopra la porta dell'ultima stanza della Procuratia de Ultra. Doge dal 1570 al 1567, il suo dogato coinciderà con un periodo particolarmente travagliato per la Repubblica. Tintoretto lo dipinse più volte. Eccles e Hitchman ritengono che quest'opera, databile in prossimità dell'elezione se non nell'anno stesso, per quest'opera abbia utilizzato l'immagine del doge che si trova nel dipinto votivo del 1572, oggi alla National Gallery di Washington, delegando gran parte dell'esecuzione alla bottega per il nostro ritratto. Questo era originariamente a forma di lunetta, anche questo, ed evidentemente che ha sofferto molto. E a mio avviso è un ritratto di qualità in cui la mano del maestro è evidente soprattutto nel volto, sia esso derivato dal dipinto di Washington o non viceversa. Il 19 febbraio 1563 Tintoretto riceve 25 ducati per l'esecuzione di una lunetta nel soffitto del cortile delle Procuratie. Come ci informa il Sansovino, i cortili erano decorati con lunette dipinte. Entrandosi nel cortile di questi tre ridotti, congiunti assieme, si veggono sotto la loggia 5 lunette con diverse pitture ad olio di mano dei primi maestri della città, perciò che vi lavorò Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, Marco Moro e altri. Purtroppo solo la lunetta di Marco Moro è stata rinvenuta nel depositorio di Palazzo Ducale. Tra il settembre del 62, l'aprile successivo, il settembre del 65, con liquidazione finale addirittura il 30 dicembre 1586, riceve pagamenti per il ritratto del procuratore Melchiorre Michiel, per il quale il 7 settembre del 65 riceve anche altri 4 ducati per l'acquisto di un'oncia di azzurro ultramarino. Rimpiangiamo la perdita di questo ritratto, che doveva avere uno squarcio di cielo e di mare accanto al ritrattato, come denuncia l'acquisto del prezioso pigmento, finestra non così frequente nei ritratti di Tintoretto, che privilegia piuttosto uno sfondo scuro. Melchiorre Michiel è lo stesso procuratore che chiederà a Tintoretto di testimoniare con Tiziano, Paolo Veronese, Andrea Schiavone e Jacopo Pistoia nel clamoroso processo che vedeva accusati Francesco e Valerio Zuccato e di aver rifinito a pannello invece che a tessere un mosaico nel pavimento della Basilica di San Marco. Alle gallerie esiste un ritratto del Michiel in deposito presso la Fondazione Cini, che proviene dalla Procuratia de Citra e lo raffigura in veste di capitano generale da mar, ma in cui non c'è traccia di azzurro ultramarino e che non appartiene a Tintoretto e neppure alla sua cerchia. Il 31 luglio 1571 viene compensato con 70 ducati per lavori nella libreria Sansoviniana in Basilica e per 11 ritratti di procuratori e un quadro posto in corte in procuratia con Cristo morto con le Marie. Il dipinto è ricordato da Ridolfi e dallo Zanetti. In seguito alle soppressioni, nel 1808 fu scelto per la Pinacoteca di Brera, dove tuttora si trova. Nel 1590 era stato trasferito dalle vecchie alle nuove, ma la manomissione non avvenne in quell'occasione, bensì a Brera, dato che Ridolfi e Zanetti possono ancora parlare a proposito del dipinto di mezza luna e mezzo tondo. Infatti la missione avvenne nel museo per musealizzare meglio l'opera. Del resto anche le gallerie, tutte le pale centinate furono trasformate in dipinti rettangolari, proprio per motivi museologici. La Maddalena ricorda la medesima figura nelle deposizioni delle gallerie. Allora, dunque,
Però quest'opera dovrebbe datarsi entro il decennio 60-70, mentre quella della galleria è della fine degli anni 50, viene dalla Chiesa dell'Umiltà, l'abbiamo già vista. Tra gli 11 ritratti, già l'Adel riteneva potesse essere incluso quello di Antonio Cappello, del ramo di San Polo, che iniziò nel 1515 una prestigiosa carriera ricoprendo vari incarichi fino all'elezione a procuratore nel 23 e che morì nel 65. Durante il suo restauro, nel 59, Pelliccioli constatò come gli interventi ottocenteschi del 1826 e del 47 risalisse la ripintura del fondo che aveva coperto la tenda a destra. Nella procuratia de Supra è ricordato dal Sansovino, che lo definisce vivacissimo, dallo Stringa e dal Boschini, che nel 64 lo colloca 1664 nella seconda stanza di questa procuratia, mentre insieme ad altri ritratti di Tintoretto, mentre nel 74 lo cita come opera di Tiziano. Nell'angolo superiore sinistro vi è un antico inserto in tela che dimostra come anche questo dipinto fosse un tempo a forma di lunetta. Lo sfondo è ormai quasi completamente compromesso, ma assai vivace nella sua posa, non priva di ricordi tizianeschi, appare la figura del cappello che si protende verso l'osservatore con l'accattivante gesto della mano destra. Di questa serie potrebbe aver fatto parte anche il ritratto di Andrea Cappello, figlio di Silvano. Fu eletto procuratore de Ultra nel 1937 e morì nel 1564. Termine antequen anche per l'esecuzione del ritratto che appare condotto dal vivo. Ritratto che, citato dal Manfredi, stringa proprio nella procuratia de Ultra, ma che fu realizzato dagli aiuti, contrariamente a quanto affermato negli ultimi cataloghi del museo. Secondo Adel, doveva far parte di questo gruppo anche il ritratto di Tommaso Mocenigo delle Gallerie in deposito a Ca' Foscari, che sembra invece più tardo e più vicino ai modi di Domenico. Il 13 settembre 1573 si decide, secondo la determinazione del 26 aprile dell'anno precedente, di fare eseguire i ritratti dei dogi che furono procuratori, i quali ritratti, cito, siano fatti fare dagli utentici che si trovano appresso gli eredi degli Serenissimo Loredan, Grimani, Gritto e Lando, pattuendo la somma di 10 ducati l'uno. Il Sansovino ricorda: nella terza stanzetta ornata di stucchi ed oro sono i ritratti dei principi che uscirono, come si è detto, di questa procuratia, tutti di mano di Jacopo Tintoretto, opere purtroppo perdute. Il 6 febbraio del 1573, secondo un documento pubblicato dal Galanti, Tintoretto promette a Girolamo da Mula, nominato procuratore il 4 aprile 1572, di finire una resurrezione di Lazzaro e un musè che riceve le tavole della legge nella camera granda, evidentemente della sua abitazione. I procuratori abitavano nelle procurature. In ognuno dei dipinti si impegna ad eseguire 20 figure. Non si sa cosa avrebbe fatto nel musè che è perduto. Mentre nella resurrezione di Lazzaro è stata riconosciuta in quest'opera l'unica fra le tante varianti, almeno 7 del soggetto dipinte dall'artista, effettivamente composta da 20 personaggi. Attraverso varie vendite dal XVIII secolo in poi, finì nel 1966 al Kimber Art Museum di Fort Worth, che a sua volta nel 1994 lo rivendette ed ora appartiene ad una collezione privata. Pur nel medio formato si tratta, come voleva il contratto, di una composizione corale. Inoltre si impegna a eseguire ben 7 ritratti che vanno sopra la porta delle camere, le quali tutte opere sia fatte a uso d'eccellente maestro, con colori fini e azzurri oltremarini. I lavori dovranno essere terminati entro 2 mesi, alla fine dei quali il procuratore gli salderà 70 ducati. È evidente che una tale mole di lavori non poteva essere eseguita senza un massiccio ricorso alla bottega e addirittura arrivando a non assolvere gli impegni presi. Il 25 giugno del 1576 Tintoretto riceve 60 ducati per i ritratti di Girolamo da Mula, Marcantonio Barbaro e Andrea Dolfini. Il ritratto del da Mula è forse da identificare con questo di bottega in mediocre stato di conservazione in deposito alla Fondazione Cini. Il 30 marzo 1577, quindi muore Veneto 76, riceve pagamenti in acconto
per i ritratti dei procuratori Giacomo Soranzo, capitano generale, da non confondere con Jacopo Soranzo il vecchio che abbiamo visto, e di nuovo per i ritratti di Andrea Dolfin e Marcantonio Barbaro. Per quest'ultimo ritratto riceve ulteriori 30 ducati, ma il 4 dicembre del 1578 i procuratori gli impongono di restituire entro 3 giorni i denari ricevuti per l'esecuzione di vari ritratti non finiti. Del resto, le sue inadempienze sono tali che il 9 aprile 1581 si decide di scegliere un altro pittore anche per la realizzazione dei cartoni per i mosaici marciani, e il ritratto del Barbaro, qui raffigurato con le insegne di ambasciatore, verrà compiuto da Alberto d'Olanda, identificato in Lambert Sustri, a cui Tintoretto pagherà 20 ducati il 30 marzo del 1591. Negli anni successivi Tintoretto è impegnato nei lavori per la scuola di San Rocco e nei dipinti votivi di Palazzo Ducale. I documenti dei procuratori tacciono fino all'11 luglio 1590, quando riceve un compenso per cavarli i quadri della procuratia e condurli a casa sua. Pochi giorni dopo viene pagato con 60 ducati a buon conto per raccontare tutti i ritratti di procuratori edosi, quali erano nella procuratia vecchia. Si trattava appunto di trasformare le lunette in ritratti singoli rettangolari, trasformazione che prevedeva anche l'inserimento di nuove parti di tela e che quindi richiedeva una notevole abilità. Si è tentati di supporre che Tintoretto fosse già in grado di eseguire una fotogratura, procedimento operativo diffuso soprattutto nel corso del Seicento. Del resto, anche l'inserimento di ritratti entro composizioni più vaste, eseguito perfettamente e riconoscibile spesso solo ai raggi X o in occasioni di sfoderature, richiedeva grandi capacità tecniche. Il 29 agosto del 90 riceve ancora 67 ducati per aver comodato ritratti 32, oltre a 2 grandi quadri e un quadro di San Marco, posti nel primo luogo di procuratia, che sarebbe il primo lotto dei lavori realizzato dallo Scamozzi nella nuova sede all'altro posto della piazza, mentre 2 giorni dopo riceve 10 ducati per aver dato le zonte alle bande delle 5 lunette in la procuratia e tolto tela e rinfrescato dette lunette perché detta tela era guasta, e altri 10 per lo stesso motivo l'anno successivo. Mentre il 4 aprile del 92 è segnato un ultimo pagamento di 25 ducati per aver rifatto 2 lunette nella prima stanza marcite perché poste sulle pareti ancora troppo fresche, e 20 ducati per i ritratti di Niccolò Bernardo e Francesco Contarini. Il successivo pagamento risale al 29 marzo 1596 e si tratta di 25 ducati, dati questa volta al figlio Domenico, per l'ennesimo restauro dei 32 ritratti che avevano molto sofferto, dicono i documenti, per gli muragli freschi. Come si è detto, la straordinaria mole di lavoro fece sì che Tintoretto delegasse alla bottega la realizzazione della maggior parte dei ritratti, di cui comunque ormai era stato approntato un facsimile ufficiale che doveva soddisfare i procuratori, i quali pure tanto filo da torcere avrebbero dato allo Scamozzi, se essi si lamentavano solo dell'inadempienza e dei ritardi del pittore e non della scarsa qualità di molti di questi ritratti. Proprio l'uniformità delle soluzioni adottate doveva rassicurare e compiacere l'oligarchia veneziana, sempre timorosa dell'esaltazione dei singoli. Abitazioni ed uffici dei procuratori, fino alla caduta della Repubblica, negli spazi delle procuratie si avvicinarono in breve successione i rappresentanti dei nuovi poteri, i francesi, gli austriaci e gli italiani. Le opere originarie furono trasportate nel depositario della Commenda di Malta e in quello di Palazzo Ducale, che esiste ancora. Alcune furono destinate all'Accademia Veneziana, altre a quelle di Brera. Nel 1816 e nel 1838 una lunga lista di esse, tra cui molti ritratti di procuratori, venne spedita alla Galleria del Belvedere e alla Gemäldegalerie del Kaiserhaus di Vienna, opere che vennero restituite solo in parte a Venezia dopo la Prima Guerra Mondiale. Grazie. Ringrazio Joanna Nepi Sciarè per un contributo che può dare un'idea
anche della ricchezza di questi ambienti oggi che servono a un altro scopo, mentre le magistrature di Palazzo Ducale in gran parte si sono conservate, il Palazzo dei Procuratori ormai è vuoto perché che riguarda i tesori artistici e le sale sono smembrate. Solo una ricostruzione virtuale sarebbe possibile. Senza concentrarci adesso sulla discussione, do subito la parola a Maria Agnese Chiari Moretto-Viel della Wake Forest University a Venezia, un'istituzione benemerita del mondo culturale veneziano, che ha scelto come titolo Interventi di restauro e di valorizzazione di alcune opere del Tintoretto nella chiesa e nella scuola di San Rocco. Grazie. Credo che premessa necessaria al mio discorso, che sarà una sintesi di quanto la scuola, grazie anche a molti aiuti esterni, è riuscita a realizzare sulle opere di Tintoretto in questi 2 anni di celebrazione, sia proprio la necessità di chiarire come Chiesa e Scuola di San Rocco costituiscano in realtà una unità inscindibile. Non ci sarebbe la Chiesa se non ci fosse la scuola, non ci sarebbe la scuola se non ci fosse la Chiesa, e entrambe non esisterebbero se nel 1485 la scuola dedicata a San Rocco non fosse riuscita ad entrare in possesso della reliquia. E quindi la costruzione e la decorazione dei 2 edifici, anche negli interventi tintorettiani, vanno di pari passo. In realtà nel tempo si è sempre privilegiata la scuola. La Chiesa è rimasta un po' la sorella povera, se volete, anche se i cicli tintorettiani, o meglio il ciclo tintorettiano che ne decora il presbiterio, abbia dei capolavori assoluti. E quindi quando ci si è trovati a decidere quale fosse l'intervento opportuno da parte della scuola per celebrare questo artista, si è pensato a chiarire un problema che in realtà era sempre stato sottovalutato, e cioè il fatto che nel corso del Novecento, in maniera assolutamente arbitraria, si fosse alterata la disposizione dei teleri in presbiterio, perdendo così quello che era il senso dell'unitarietà del ciclo, concepito proprio per esaltare il santo patrono, la sua reliquia, e farne il fulcro della venerazione da parte dei cittadini veneziani e non. Già di per sé il ciclo nasce con una grande difficoltà, perché la prima delibera della scuola in materia di decorazione del presbiterio risale al 1528, quando si decide di far decorare Kappa e Cuba e far dipingere i laterali con le storie di Messer San Rocco. Se Kappa e Cuba vengono affrescate immediatamente da Pordenone, dei laterali non si parla per un lunghissimo periodo. Sarà solo nel 1549 che Jacopo Tintoretto realizzerà uno dei suoi massimi capolavori nella scena di San Rocco che risana gli appestati, che si trova sulla parete destra del presbiterio. Sto cercando. Computer direct. No, non lo trovo. Eccolo qua. Che si trova qui. A questo punto, nonostante questo San Rocco che risana gli appestati sia un capolavoro straordinario, la decorazione si interrompe bruscamente per ragioni che non sappiamo, ma molto probabilmente per quello che è stato sempre un problema per la scuola, e cioè la mancanza cronica di denaro, o meglio la grande ambizione di costruire questo edificio monumentale per competere con la Scuola Grande di San Marco, per essere la più grande e importante confraternita di tutta la città. Fatto si è che passano molti anni e si arriva al 1567, quando si realizzano altri 2 teleri, e cioè
quelli che dovevano essere, continuo a sbagliare, che dovevano essere quelli che si trovavano di fronte al San Marco, al San Rocco nel Lazzaretto e quello sovrastante. Però, appunto, come vi dicevo, nel corso del tempo, nonostante le fonti ci dicessero delle cose completamente diverse, i dipinti erano stati spostati, per cui si era perso completamente il senso dell'unitarietà del ciclo. Un altro problema poi affligge la chiesa di San Rocco, e cioè il fatto che la navata, che era pericolante, sia stata totalmente sostituita, abbattuta e riedificata nel corso del Settecento, del 1725 al 1729, portando così una nuova decorazione e un'alterazione di quelli che erano gli elementi fondamentali nella decorazione della chiesa cinquecentesca. Quindi la situazione che ci trovavamo di fronte era non solo uno spostamento dei teleri nel presbiterio, ma anche uno stranissimo inserimento di quello che era il dipinto della parte superiore sinistra del presbiterio, che appunto nel corso del Novecento, probabilmente negli anni 60, era stato spostato in navata. Il quarto telero che ci creava dei problemi era la piscina probatica. Quindi avevamo di fronte tutta questa situazione che era, perdonatemi il termine, un po' confusa, nel senso che l'unitarietà del ciclo originario non c'era più, la piscina probatica nasceva come sportelli di un armadio degli Argenti che era stato demolito nel 1674, probabilmente perché ormai gli ex voto offerti a San Rocco non erano più in quantità sufficiente da giustificare la presenza di 2 armadi, quello decorato da Tintoretto e 20 anni prima dal Pordenone, per cui gli armadi erano stati demoliti, gli sportelli erano stati trasformati in quadro e poi riadattati, ampliandoli, restaurandoli e modificandoli alla nuova situazione decorativa della chiesa. Questo era un po' il problema che ci trovavamo davanti. Allora il nostro progetto 2018 che cosa è stato? È un progetto che è arrivato a compimento anche grazie, e qui veramente la scuola deve ringraziare, al generosissimo contributo di Save Venice, che ha appoggiato l'iniziativa e che l'ha anche finanziata, era quello di ricostituire la disposizione originaria dei dipinti del presbiterio, che era stata appunto arbitrariamente modificata nella seconda metà del secolo scorso. Come abbiamo cercato di operare? Abbiamo pensato innanzitutto che prima dello spostamento ci sarebbe stata necessaria un'accurata manutenzione di queste tele. Di queste tele, 2 avevano visto un restauro nei primissimi anni '80, quando erano state esposte alla mostra di Palazzo Ducale organizzata da Rodolfo Palluchini, che è stata una pietra miliare nella ricostruzione del Cinquecento veneziano. Gli altri 2 invece avevano ancora un vecchissimo restauro degli anni 60. Quindi abbiamo detto almeno una manutenzione, un restauro a fondo forse non era neppure opportuno, e quindi abbiamo detto un'accurata manutenzione. Un'accurata manutenzione che però abbiamo scelto di supportare con indagini scientifiche che consentissero di approfondire la conoscenza dell'opera tintorettiana. Quindi ci siamo avvalsi di una campagna fotografica condotta secondo le tecnologie più avanzate, quindi con indagini anche non invasive che ci consentissero di andare sotto la superficie della tela, e poi naturalmente con una serie di indagini chimico-fisiche. La campagna fotografica è stata condotta da Dino Chinellato e poi ne vedrete alcuni risultati, invece l'analisi chimico-fisica è stata condotta da Stefano Volpin, che poi forse vi dirà qualcosa in merito, non so se nello specifico, comunque il suo intervento è stato fondamentale. Dopodiché si è proceduti al ricollocamento delle tele del presbiterio nella loro posizione originaria e conseguentemente anche a quella del terzo telero
sulla parete destra della navata. Quindi in pratica noi abbiamo giocato a spostare 3 dei teleri. Quella è la parte inferiore del presbiterio, sono rimasti dove erano perché nessuno ne aveva modificato la posizione, gli altri invece sono stati ricollocati nel presbiterio come erano nel Cinquecento e nella navata come erano a seguito della ricostruzione settecentesca. La prima grande sorpresa, il primo grande straordinario risultato è venuto da quello che era il quadro forse più bistrattato, ritenuto di qualità inferiore per moltissimo tempo, anche se già negli anni *80, dopo il restauro, Francesco Valcanover ne aveva sottolineato la qualità. Una conferma a nostro avviso straordinaria, al di là della cromia che è emersa dopo la pulitura in un modo veramente eccezionale, è stata la scoperta del disegno soggiacente. Un disegno soggiacente che rivela appieno questo modo di procedere di Tintoretto con questi segni molto netti, molto marcati, con cui proprio costruisce l'immagine non solo nelle linee essenziali, ma in alcuni casi anche nei dettagli. Basti per esempio osservare, scusate, io continuo a sbagliare, eccolo qui, l'esplosione della palla di cannone che si vede nell'angolo inferiore destro è già studiato appieno nella composizione grafica che poi darà vita al disegno, al dipinto. Un altro elemento significativo in questa ricerca e in questa manutenzione è quello che ci ha consentito un po' di distruggere invece in parte l'autografia della seconda tela che abbiamo considerato, cioè quella con San Rocco che benedice gli animali e gli uomini, che è collocata nella posizione originaria nella parte superiore della parete destra del presbiterio. Se la parte destra, all'estrema destra, che vedete nel dettaglio superiore, e quella all'estrema sinistra sono ancora ineccepibilmente autografe, quella centrale invece è palesemente, come è risultato anche dai riscontri tecnici, frutto di un rifacimento. Un rifacimento che sappiamo dovuto, perché abbiamo le basi documentari, a danni provocati da nevi e giassi. Per cui, evidentemente, essendo la posizione di questo telero sotto una finestra, si è bagnato, purtroppo è una delle condizioni più difficili di manutenzione delle tele in questi casi, e quindi c'è questo rifacimento che molto probabilmente, come si vede anche dai caratteri stilistici di alcune figure, si deve a Giuseppe Angeli. Giuseppe Angeli è l'autore di tanti restauri e rifacimenti che vengono appunto fatti nella zona del presbiterio negli anni 60-70 del Settecento. Il terzo telero, poi, quello che non aveva nulla a che fare con la decorazione originaria del presbiterio, ma come ci dicono i documenti originari della scuola, si trovava, il documento dice, essendoci un San Rocco nel deserto, si ritiene opportuno utilizzarlo per la nuova decorazione della navata, e a questo scopo Santo Piatti viene incaricato di aggiungere i 2 laterali in modo di adattare la composizione del dipinto originario cinquecentesco a quella che è la nuova collocazione del Settecento. E ripulendolo e riosservandolo è risultato questo elemento, se volete, abbastanza curioso, per cui si vede che i 2 gruppi di supplicanti ai lati reggono proprio quello che vorrebbe essere il quadro originale, che viene delimitato da una cornice dorata. Anche qui l'indagine del soggiacente ci aiuta a vedere che la tipologia del disegno è proprio completamente diversa da quella di Jacopo Tintoretto, e viene a confermare anche in certi elementi di attenzione al dettaglio
quella attribuzione della parte centrale a Paolo Fiammingo che era stata suggerita da Stefania Mason tanto tempo fa. Quindi abbiamo un Tintoretto che non è più Tintoretto, con aggiunte di Santopiatti, un Tintoretto stupendo recuperato e un altro dei quali siamo riusciti a chiarire, diciamo, i limiti. E quindi adesso la situazione che noi abbiamo di fronte è quella originaria, quella voluta dalla scuola, quando parlava semplicemente delle storie di Messer San Rocco, quella realizzata in tempi lunghissimi, perché 49 la parte inferiore della decorazione del presbiterio con San Rocco che risana gli appestati, 67 il San Rocco in carcere e il San Rocco che risana gli animali, perché sono documentati, e a mio parere non troppo lontano da quella data, anche se molti colleghi pensano addirittura agli anni '80, quella con San Rocco catturato durante la battaglia di Montpellier. Perché? Perché, come molto ragionevolmente suggeriva già Louis Marshall, è difficile che un luogo così importante per il culto del santo sia rimasto privo del quarto telero per così tanti anni, quando in realtà il documento originale commissionava 3 dipinti, però Tintoretto ne consegna solo 2 e quindi probabilmente non documentato, perché non abbiamo neanche documenti diretti per le commissioni del 67, Tintoretto avrebbe agito appunto, secondo me, da un punto di vista anche stilistico, in prossimità di quest'anno 67, che è quello documentato per gli altri 2 quadri. Il ricollocamento, come vedete, del quadro Paolo Fiammingo Santopiatti nella parte superiore del comparto centrale della navata settecentesca, ha quindi riportato il dipinto dov'era. Si poneva poi un altro problema, quello della piscina probatica, il collocamento della piscina probatica che obiettivamente con quell'incorniciatura così di legno scuro non ci pareva fosse rappresentato al meglio. Però c'era un problema perché in realtà nel Settecento chi aveva collocato il dipinto al di sotto di quello Paolo Fiammingo Santopiatti si era reso conto che c'era un problema, cioè il dipinto tintorettiano non copriva interamente la superficie, per cui Santopiatti era stato incaricato di eseguire i plinti laterali per adattarne le dimensioni alla superficie che c'era a disposizione nella nuova chiesa. Però, come vedete, se noi ritorniamo indietro, la piscina probatica non ha più oggi la parte inferiore. Perché? Perché in occasione della mostra del 37 è stato fatto un restauro ad opera di Mauro Pelliccioli, un restauro che purtroppo è stato devastante. E questo, diciamo tutta la storia che è estremamente complessa, ho tentato di spiegarla in altra sede in occasione del convegno organizzato dalla soprintendenza alcuni mesi fa. Quando sono stati smontati gli armadi, Angelo Vidali, che era incaricato di trasformare le portelle in quadro, aveva anche dipinto tutta quella superficie di modiglioni che voi vedete nella parte inferiore della tela. Quindi era una dipintura datata 1674. Leggendo la relazione di restauro di Pelliccioli si dice è seicentesca ed è falsa. E quindi addirittura ci sono commenti in cui questo pittore non ha avuto rispetto per l'opera tintorettiana e quindi ha creato un falso con questa invenzione incongrua delle gambe dell'uomo seduto sul bordo della piscina con le gambe penzoloni. In realtà quest'uomo seduto in questa posizione è documentato sia nelle guide di Boschini, in entrambe, sia nell'incisione di Lefebvre del 1680, che unica opera di Tintoretto ha inserita nell'opera Selectiora che celebrava i più bei dipinti di Paolo Veronese e Tiziano a Venezia.
Quindi in realtà questo intervento è stato un intervento assolutamente arbitrario, celebrato nel 1937, poi pian piano la critica si è resa conto dell'errore fatto, e però non c'era più niente da fare perché la tela era stata tagliata e nella relazione Pelliccioli si dice è stata conservata per ulteriori approfondimenti, però purtroppo fino ad oggi non siamo riusciti a trovarla. Che in qualche deposito possa esserci sarebbe la speranza, perché qual è la nostra, diciamo, e dico la nostra perché ero insieme anche ad Amalia Basso quando abbiamo curato questo tentativo, diciamo, di ricostruzione. Il lavoro di Angelo Vidali era stato quello di aggiornare sui moduli seicenteschi l'originaria struttura della piscina tintorettiana. Che piscina è? Perché dalle copie anteriori a queste modifiche si vede che c'erano proprio i blocchi di pietra, identici a quelli che ci sono nella piscina probatica della scuola, e che così si giustifica l'uomo seduto con le gambe penzoloni, perché l'uomo è seduto con le gambe verso l'acqua della piscina e la piscina sta nella navata. E quindi questo non era un intervento arbitrario del pittore seicentesco, ma era veramente quanto Tintoretto voleva, con un effetto di trompe-l'œil assolutamente straordinario. Ragion per cui abbiamo pensato di provare un pochino a suggerire quello che poteva essere l'originale, o meglio l'originale modificato fra 6 e 700, utilizzando quella fotografia che avete visto. Quindi, invece che questa cornice scura che non ci piaceva, abbiamo fatto un tentativo e aspettiamo ovviamente le critiche, perché è una soluzione arbitraria, cioè non sapevamo come fare. Lasciare il tavolato sarebbe stato peggio, fare una zona completamente bianca pure, per cui abbiamo tentato questa soluzione di compromesso che almeno fa capire un po' qual era la situazione originale. Le altre due opere che abbiamo preso per mano sono state invece le portelle d'organo, che purtroppo, essendo stata montata la cantoria, con tutta la sua bellezza di cantoria settecentesca e di opera unica, non avevano più posto in controfacciata della chiesa. E quindi anche qui è stato studiato quella che è la parte aggiunta da Santo Piatti per adattarlo alla controfacciata settecentesca, e probabilmente le portelle d'organo concepite da Tintoretto erano così, quindi a porte aperte c'erano le figure della Vergine annunciata e dell'angelo annunciante, a porte chiuse il San Rocco presentato al Papa. Sempre le indagini fotografiche ci hanno permesso di capire che le tele fossero in origine centinate e quindi poi adattate al formato rettangolare. Dove metterle? Altro problema, perché sembrerà ridicolo, ma nella scuola di San Rocco non abbiamo spazi. E quindi sono state adesso collocate sulla scala del tesoro, in modo che chi sale verso il tesoro possa almeno avere questa visione scorciata dal basso verso l'alto, che simula nel modo meno peggiore possibile, non è un bel termine in italiano, però è quello che abbiamo cercato di fare, quella che è la situazione originale. Dopodiché restauro dell'anno, direi. Questo restauro delle nostre Marie, che vedete, qui vedete la Vergine Maria in meditazione, dopo la manutenzione fatta nel 2012 da Maristella Volpin, dopo il restauro fatto nel corso di quest'anno dalla CBC, soprattutto da Sabina Vedovello e dalle sue collaboratrici, e la terza immagine è una ricostruzione ipotetica di come potesse essere la cromia del dipinto quando lo smaltino non era alterato. Chiaramente, di nuovo, opera di Dino Chinellato questo rendering, che è un'ipotesi. Cerchiamo un pochino di capire come potesse essere questo Tintoretto dipinti non monocromi, ma con più colore, che nel corso dei secoli si è alterato. Ancora un intervento di manutenzione sul ritratto di Marco
Balbiani, che è l'unico ritratto di Guardian Grando che abbiamo, e chiudo con un progetto che abbiamo. Qui vedete il frammento che tutti conoscete delle 3 mele del bancone, messo in rapporto con quella che è la situazione attuale del fregio tintorettiano. La cosa interessante è che, siccome sapete che questo fregio è rimasto protetto dalla luce, dai restauri successivi per secoli, vorremmo indagare, se veniamo aiutati, e qui mi rivolgo a Stefano Volpin, quale fosse in realtà la natura dei pigmenti di Tintoretto prima che nessuno ci mettesse mano. Qui siamo sicuri che nel 600, nel 700, nell'800, nel 900 nessuno ha messo mano alle mele. Quindi questo, diciamo, è un pochino il nostro desiderio futuro, e vi ringrazio per la pazienza. Grazie anche per la precisione con la quale hai mantenuto. Sono stata dura. Bravissima. Ecco. Ci sono buonissime ragioni per porre delle domande o per aprire una discussione. Direi una decina di minuti avremo adesso per questa discussione, e poi 10 minuti per il caffè e per rientrare per la fine del pomeriggio. Così direi qualche domanda, qualche osservazione, qualche protesta, qualche critica, qualche invettiva. Specie sugli allestimenti. Sì, ecco, per cortesia col microfono. Una domanda alla professoressa Kudisch. Ho visto bene che c'erano 2 documenti che per la pala di Boll, uno che menziona Tintoretto e l'altro un Giovanni de Pentor. Allora, di Boll si tratta di libro delle spese, annotato tutto dai domenicani. Sì. Allora, questo documento andrebbe riletto attentamente. Devo ammetterlo che anch'io, ma anche tutti i miei colleghi, perché io ho inviato sto articolo pubblicato già nel 1976 da un storiografo che sta elencando queste voci del libro delle spese. Adesso sarebbe il momento giusto, e spero di farlo, di vedere il documento di nuovo e trascriverlo di nuovo. Prima di questo non oserei sbilanciarmi, cioè adesso sarebbe il momento giusto di scansionare, fotografare il documento e pubblicarlo con nuova trascrizione. Sarebbe tantalizing, come direbbero gli americani e inglesi, di pensare a Giovanni Galizzi, no? Sì, soltanto abbiamo quel problema con la parte superiore della composizione, cioè le cose non combaciano, no? Allora, solo applausi per gli interventi nella chiesa di San Rocco. La paura non è giustificata, che potrebbe persino suscitare allora il Guardian Grande. Aggiungo qualche considerazione proprio sulla chiesa di San Rocco, che Agnese Chiari ha configurato, ma voglio aggiungere appunto qualcosa, come il luogo del grande impegno e della sperimentazione futura. Ha detto soltanto che stiamo investendo sulla Chiesa.
la chiesa in questo momento è stata appunto oggetto di un approfondimento sugli eventi che lì sono avvenuti e che hanno... questo è il mio telefono, che spengo immediatamente. Ma... Scusate, questa è una brutta figura che si... perché lì si sono intrecciati due aspetti, la vicenda architettonica e conseguentemente la vicenda figurativa. Nel 600 appunto la navata sta per crollare e viene chiamato lo Scalfarotto a ricostruirla e poi a impostare la facciata che verrà infine conclusa da un altro architetto. E questo ha determinato tutta una progettazione da parte dello Scalfarotto che ha cercato di riutilizzare i partiti architettonici, però modificandoli e lasciando appunto al Macaruzzi, che fa la facciata, soltanto il compito di sistemare la parte appunto di facciata, la controfacciata, sulla quale poi verrà messa la grande cantoria a cui si è lavorato in questi qualche anno fa con il restauro che abbiamo fatto insieme a Mario Piana e noi tecnici della scuola. Questo ha comportato un approfondimento, quello che ha messo in evidenza Agnese Chiari, che non è stato soltanto la ricomposizione in originale del ciclo, ma da mio avviso da architetto è stato anche la ricomposizione dell'aspetto architettonico della chiesa. La chiesa in realtà è uno stanzone e quindi spetta ai partiti architettonici, lesene, colonne, eccetera, e alle pitture di creare degli spazi virtuali in uno spazio che articolino uno spazio che è uno spazio semplice. Questo peraltro avviene, forse abbiamo l'esempio maggiore, proprio con Tintoretto nel salone superiore della Scuola Grande, laddove si vede chiaramente che, è stato detto anche stamattina, è stato iniziato un discorso su questo da Mario Guidarelli, che alcune tele, probabilmente tutte, dei grandi teleri sono in realtà degli sfondamenti che creano una sorta di cappelle virtuali che articolano lo spazio. Vi dirò che l'idea non è mia, ma mi è capitato di parlare ancora diversi anni fa con Anselm Kiefer, che è uno secondo me dei grandi pittori viventi, che ama molto Tintoretto, ogni tanto passa di qua. Una di queste volte mi ha fatto vedere come vi fossero degli sfondamenti. L'Ultima Cena, per esempio, è un chiaro sfondamento d'angolo, sempre con visioni prospettiche angolate, punti di fuga. Io mi sono andato a cercare di ricostruirli, che escono dal quadro e che quindi creano una visione cinematica, forse anche cinematografica, della visione di questa sala. Lo stesso avviene nella chiesa, tanto è vero che una delle Agnese non ha avuto il tempo, altrimenti l'avrebbe detto, e per questo lo dico io. Una delle fotografie della navata destra della chiesa mostra i teleri rimessi nella loro situazione e proprio per questo consente alle colonne del quadro superiore, alle colonne della pensina probatica e perfino alle colonnine dei confessionali in legno che sono sotto, di disporre una sorta di evento virtuale architettonico, fortemente architettonico, che costituisce l'articolazione visuale della chiesa. Ecco, io sono stato contento, al di là del fatto che
i problemi dell'architettura sono apertissimi a San Rocco, ma non solo a San Rocco, a Venezia, che si sia iniziato a fare un discorso sugli spazi visti nella loro staticità e anche nella loro dinamicità, che è quella che Tintoretto cerca in tutti i modi di fare. Ecco. Perché questo probabilmente è una direzione di lavoro e di studio sulla quale ci può molto aiutare il digitale, quello che ha aiutato Guidarelli e i suoi colleghi dell'Università di Padova, che non a caso sono del Dipartimento di Ingegneria e sono degli informatici. Ecco che quindi uno degli intenti di questo convegno, di mettere insieme, di mescolare, di costringere le varie discipline a integrarsi, perché no, anche a litigare se necessario, e quindi mettere insieme la musica e l'archivistica, l'informatica ed altre, la letteratura, la storia, ben inteso, quelle vengono per prime, ci consente, avete visto, di arrivare ad interpretazioni che sono altamente suggestive. Ne cito una delle ultime, quella di Astrid Zenkert prima, tanto per dire, perché i giovani probabilmente sono attirati, lo dico guardando il professor Vedica, che giovanissimo non è, anche perché i giovani sono proprio attirati da queste integrazioni, da queste mescolanze, dal fatto che noi abbiamo bisogno veramente di abbattere i confini tra le discipline, di aprirci, di dialogare insieme e di cercare quelle che sono le provvisorie verità delle cose. Grazie Agnese. Posso dire che questo invito speravo di sentirlo, di superare i confini delle discipline. C'era anche un invito di litigare e c'era un invito di dialogare. Possiamo farlo tranquillamente, se vogliamo, durante la pausa. C'è un'ulteriore domanda, per cortesia. Non voglio stroncare, ma faccio il moderatore che fa finta di non vedere. Grazie. Volevo chiedere ad Agnese Chiari un chiarimento sulla relazione, diciamo, di Ruskin dell'ubicazione delle tele che è nella chiesa di San Rocco, che pare essere molto precisa, e mi sembrava di avere memoria che secondo Ruskin fossero stati molti di più i cambiamenti. Forse ricordo male, è una domanda che comunque volevo porle, dato che ha presentato questo. I cambiamenti non ci sono per tutto il corso dell'Ottocento. È che per esempio Ruskin se la cava descrivendo il San Rocco che risana gli animali, definendolo a cattle piece. Questa è la definizione di Ruskin del San Rocco che risana gli animali. Comunque noi siamo certi che fino appunto, a parte il restauro, diciamo, pelliccioli della piscina, fino agli anni 60 nulla viene cambiato. Adesso io non avevo ovviamente il tempo di raccontarvi tutta la storia. Comunque il momento di cambiamento nella chiesa di San Rocco avviene negli anni 50, quando si comincia a togliere il Cristo portacroce perché si vuole dedicare l'altare della cappella absidale destra a Pio X, perché è il primo altare al mondo dedicato a Pio X, che era stato confratello della scuola, e quindi il povero Cristo portacroce, che tanto aveva portato alla scuola, viene cacciato dalla chiesa, viene portato nella sala dell'albergo, dove poi rimane per moltissimi anni, rimane fino agli anni 90, poi viene spostato nella sala capitolare, adesso l'abbiamo portato in cereria e poi non si sa bene dove andrà a finire, insomma, ma cercheremo di dargli una sempre più degna collocazione.
Negli anni 60 non si capisce, purtroppo non ho trovato documenti né in sovrintendenza né nei nostri archivi, c'è questo restauro 62-63, però il faldone è vuoto. E quindi sappiamo anche che lì incrociano i due quadri nella parte superiore e quindi c'è questo spostamento che magari a lei può risultare diverso, però l'800 non vede nessuna modifica rispetto a quella che è la strutturazione settecentesca. Prego. C'era un altro tentativo, per cortesia, di farsi vedere. Grazie. Una domanda. Kudish, mi ha interessato molto questa sua illustrazione di attività lungo la costa e nelle isole che una volta erano veneziane e che appunto che hanno adesso tutt'altro contesto, e non riesco a non metterle in relazione strettissima con il contesto di fonti che si conservano a Venezia e anche della necessità di un confronto con appunto parametri e realtà delle fonti veneziane, quindi penso che sarebbe molto interessante uno scambio di opinioni. Mi è parso di intrasentire, ma non sento benissimo, il nome di Michelangelo Zois, ecco, e mi si sono drizzate le orecchie, nel senso che lavorando sull'archivio di San Rocco è emersa la commissaria di Alessandro Zois, che è un personaggio interessantissimo, mercante molto ricco, con una commissaria molto molto interessante, quindi proprio documentazione anche di questa sua attività, e che mi ha anche messo in relazione con una studiosa slovena che è Maria Kacin, che da anni insegue la storia e la genealogia di questa famiglia, condotte con un'estrema intelligenza sul fronte italiano-veneziano e il fronte sloveno, mettendo insieme i pezzi di questa famiglia che si dirama tra non solo il Veneto e l'attuale Slovenia, ma anche appunto in altri punti importanti dell'Europa, e questo mi sembrava un'idea di congiunzione o comunque di mettere in relazione possibilità di fonti forse collegate, punto di domanda, cioè l'idea che ci sia un contatto con Tintoretto mentre questa famiglia interviene e Zois Alessandro è guardiangrando a un certo punto della Scuola Grande di San Rocco, a me sembra che possa essere un'idea che conferma l'idea che gli archivi siano tutti interrelati e che l'interrelazione dovrebbe funzionare anche tra archivisti e ricercatori, nel senso di storici dell'arte, perché noi sappiamo del nostro, voi sapete del vostro. Quando lavoriamo da soli, lo dico anche diciamo alla luce dell'esperienza di questo libro che è stato presentato l'altro ieri, per noi lavorare da soli senza avere a fianco uno storico dell'arte che ci dicesse guarda che le cose sono andate così, 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 è stato esattamente come camminare sulle sabbie mobili, per cui siamo molto contenti di essere arrivati alla fine di questa impresa del libro sui documenti di Tintoretto, però nello stesso tempo intravediamo i limiti di un'operazione condotta non in modo interdisciplinare, come invece anche le mostre stesse forse avrebbero potuto intraprendere. Cioè, io dico i limiti del nostro lavoro, ma forse anche... Ecco, un altro ragionamento che mi veniva in mente ascoltando la sua relazione era sul costo dell'azzurro oltremare, perché facendo dei conti a spanne, quindi anche lì con forse imprecisione fatta così adesso in modo molto corrente,
mi sembra di capire che il costo fosse inferiore rispetto a quello praticato a Venezia. Ecco, non tantissimo, ma un poco, e quindi sì, sarebbe interessante un po' una verifica, perché noi nel nostro libro l'abbiamo inserito questa parte di contare, cioè di vedere il costo a oncia dell'azzurro oltremare rapportato anche al peso, e questo forse è anche una novità, perché mi pare che nessun altro avesse un po' cercato di ragionare sul peso, e poi allora girando la domanda ai restauratori e agli storici dell'arte per capire se effettivamente quello che risulta a noi come peso pagato di azzurro oltremare coincida con l'azzurro oltremare effettivo e non quello invece all'azzurro raggiunto con altri pigmenti. Grazie. Mi sono un po' persa, devo ammetterle, però cercherò di rispondere almeno a quello che mi ricordo del suo discorso. Michelangelo Zois è autore di un articolo pubblicato nella rivista Mitteilungen del 1914. Cioè, online si può consultare tutti i giorni della settimana. Questa è una cosa, purtroppo, la Pala di Novo Mesto slovena ha avuto questa, non direi fortuna critica nutrita, però si è scritto molto, però molto poco da storici dell'arte, o se hanno scritto storici dell'arte non è che hanno contribuito molto. Allora, ad esempio, cosa ho fatto io? Ho consultato un magnifico libro sull'archivio della parrocchia, adesso diocesi di Novo Mesto, che si trova sia a Lubiana che a Novo Mesto. Confrontando i registri dei documenti, non si trovano tutti, si trovano alcune note che ricordano alcuni documenti, si arrivano a certe conclusioni. Mi dispiace moltissimo che sembra che io sia la prima di averlo fatto, cioè abbinare un po' le cose mi dispiace, però è così. Circa l'articolo di Zois, è un articolo del 1914. Beh, mi sono sbagliata allora. Sì. Cioè, io credevo fosse il Michelangelo Zois del Settecento, cioè credo a cavallo tra 6 e 700. Un articolo pubblicato, è come tutti gli articoli di Mitteilungen, consultabile tutti i giorni. Poi cos'altro c'era? Ah sì, i pigmenti. Come avevo detto, come è stato purtroppo pubblicato nel modo sbagliato, non è un contratto. Si tratta del libro delle spese. Professor Krischl ha detto giustamente, sì, probabilmente sto Giovanni sarà il nostro Galizzi, però io ho un po'... io vorrei vedere sto manoscritto, perché è stato reinterpretato varie volte soltanto sulla base di questo articolo pubblicato nel 76. Però di che cosa si tratta? Come ha detto giustamente Sergio Marinelli, è una commedia dell'arte. Perché? Lei deve sapere che il convento domenicano del bellissimo paese turistico adesso di Bol è un paesino piccolo sperduto nell'Adriatico. Sti poveri domenicani che vivevano là avevano messo da parte i soldini, erano molto molto ingenui, ovviamente non avevano qualche emissario, qualche protettore, non avevano amici giusti a Venezia e purtroppo, devo dirlo, Jacopo Tintoretto e la sua bottega li hanno spenacchiati. No, purtroppo è così.
loro pagavano i chiodi, pezzi di legno, pigmenti che ci sono o non ci sono. Per questo io sono molto molto tesa e vorrei sapere quali siano i pigmenti veri. Poi il costo dell'oltremarino, cioè qualcuno a loro ha detto il costo è questo, loro non capivano niente, hanno soltanto diligentemente annotato il costo. Potevano essere i diamanti, cioè oro macinato, ma non c'è, sulla tela non c'è. Ecco. Posso dire una cosa a proposito dell'oltremarino? Che io ho il sospetto che anche nelle tele di San Rocco questo oltremarino che veniva rimborsato in realtà fosse sostituito da tanto smaltino, perché altrimenti vedremmo tanto azzurro in più. E quindi, per dire, anche quei pochi prelievi, quei pochi campioni che abbiamo fatto con Stefano Volpin sulla piscina probatica ci hanno dato dei risultati, vero Stefano? Che non è che abbiano detto sì, questo è perché Tintoretto è stato pagato poco e lui ha messo poco oltremarino, cioè credo che sia proprio anche un gioco un po' di sì, oltremarino c'è, però c'è anche tanto indaco, c'è anche tanto insomma. Dovrebbe funzionare. Do il mio. Attenta al bicchiere. È solo una piccolissima integrazione a quello che è stato detto. Ricordo che due cose, che l'oltremare, essendo un pigmento prezioso non solo perché raro, ma anche e soprattutto perché ha un lunghissimo processo di lavorazione. Esisteva già allora in commercio, esistevano diverse varietà con diversi costi di oltremare, con diversi gradi di purezza e quindi evidentemente costi differenti. Una questione. La seconda, che invece abbiamo visto dalle indagini, teniamo conto che il blu oltremare e lo smaltino secchi in polvere hanno colori pressoché identici, poi si modificano nel tempo. Noi talvolta li abbiamo trovati in miscela nei manti delle Madonne o mescolati, quindi è probabile, direi possibile ma anche probabile, che vendessero anche delle varietà di blu oltremare tagliato forse con dello smaltino, sì, perché no? Sì.